Voi avete sollevato il problema dell'erogazione idrica nella fontana pubblica Bonamorone, che da sempre, diciamo, ha visto i cittadini potersi recare a prendere l'acqua per chi ne ha bisogno. Ecco, avete fatto un sit-in. Quali sono le ragioni della vostra protesta e cosa chiedete all'amministrazione comunale? Allora, dall'amministrazione comunale dal 18 di gennaio il sindacato ha già scritto al sindaco di Agrigento, il dottore Miciche, dove chiedeva sostanzialmente di trovare una soluzione a questo problema perché i cittadini, gli anziani, i disabili, perché appunto i disabili non devono avere queste barriere per recarsi davanti alla fontana, che vengano eliminati questi paletti o in alternativa il sindacato proponeva la riapertura di alcune fontane anche nelle periferie in modo da evitare che alcuni cittadini vadano a lavare la macchina come sembra essere capitato e quindi o in alternativa il comune trovi una soluzione a questo problema. Il discorso è che i cittadini devono fare circa 20-25 metri con bidoni e bottiglie per recarsi dalla fontana alla propria auto, che diventa impensabile se pensiamo che la maggior parte delle persone sono cittadini anziani, ottantenni, settantenni, di cui io già ho fatto qualche video e qualche diretta sul mio profilo Facebook. Abbiamo riproposto con una lettera di sollecito al sindaco di ritrovare un'alternativa, magari facendo un incontro, cercando di trovare la soluzione, ma il sindaco continua a non rispondere. Non capisco francamente il perché il sindaco non voglia rispondere a una richiesta dei cittadini, perché è sì un intervento del sindacato, ma su proposta di alcuni cittadini che stanno avendo la difficoltà. Ripropongo qua, tramite la vostra televisione, al sindaco di trovare una soluzione. Io sono collaborativo, voglio collaborare a risolvere questo problema, perché il problema sta in una cosa: non vorremmo mai che si agevolasse in questo modo la vendita di acque con i privati. Tutto qua, quindi chiediamo le due soluzioni: apertura, un'altra fontana e magari la riapertura di alcune fontanelle come una volta avevamo in giro per la città.